tutti voi buona giornata, ben trovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea, anche oggi diversi collegamenti dal territorio. Parleremo del primo sciopero in Italia di Amazon e poi del protocollo che è stato sottoscritto questa mattina a Palmanova che consentirà ai medici specializzandi di essere impiegati nella campagna vaccinale anti-Covid. Ma cominciamo da Pordenone, dove con una breve cerimonia che si è svolta al Monumento dei Caduti davanti al Tribunale, organizzata dalla sezione provinciale dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale, la città ha rivolto un pensiero alle vittime innocenti della mafia. Nell'occasione sono state ricordate anche le vittime del Covid. Daniele Micheluz. Pordenone oggi ricorda le vittime innocenti della mafia. Ieri la giornata dedicata al loro impegno e alla loro memoria. Qui oggi davanti al Tribunale di Pordenone, al Monumento dei Caduti Istituzionali, si è tenuta una breve cerimonia con la quale le istituzioni hanno voluto rendere omaggio appunto alle vittime della mafia. Siamo in compagnia di Sua Eccellenza, il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, al quale chiediamo qual è l'importanza di una giornata come questa. Una giornata molto importante, in quanto tutti ci dobbiamo fermare nelle nostre attività e cominciare a ricordare appunto tutte quelle vittime della mafia, anche in questi territori dove la mafia non provoca assolutamente alcun allarme sociale, anche se diciamo che la presenza strisciante potrebbe anche non escludersi, diciamo. Ma questi sono territori che sono molto impermeabili al fenomeno della mafia, anche perché c'è un controllo sociale della gente che fa in modo che questo fenomeno non penetri in questi territori. Un'occasione è quella di oggi per ricordare anche i tanti uomini di Stato che hanno contribuito alla lotta alla mafia, a cominciare dai giudici Falcone e Borsellino, ma poi tanti altri che hanno donato la loro vita per combattere questa piaga. Sì, anch'io oggi ho ricordato un magistrato che ha lavorato in questi territori, nel Veneto, e che ha per anni lottato la mala del Brenta, vivendo blindato, e che purtroppo oggi non è più con noi perché è stato vittima del Covid anche lui. Si tratta del giudice Francesco Saverio Pavone. Tante le istituzioni qui presenti, da quelle del governo, della regione e anche le forze dell'ordine. Con noi c'è l'assessore regionale Stefano Zanier. Ebbene, un momento fondamentale per dire che la mafia non è soltanto al sud, ma si nasconde anche nei nostri territori. È proprio questa la motivazione per la quale è indispensabile ricordare e far capire anche a tutti i nostri cittadini che la mafia si infiltra in modo subdolo. Ha cambiato strategia, non è più la strategia stragista di alcuni decenni or sono, ma è un modo altrettanto efficace per infiltrarsi all'interno del tessuto socio-economico. Ecco, noi questo lo dobbiamo combattere in ogni caso, perché la natura della mafia non è cambiata. Per cui non è il fatto che, essendo attività economiche, sono attività che in qualche modo possano trovare una accettazione, ma è proprio il male che sta all'interno del sistema mafioso che ha cambiato solo modo di esprimersi, e quindi dobbiamo mantenere alta l'attenzione per impedire che questo avvenga. Ecco, ci sono segnali che anche nella nostra regione insomma, questo possa accadere ed è alta l'attenzione sia delle forze dell'ordine sia anche della regione stessa? L'attenzione è altissima, e in tutte le attività amministrative per quanto riguarda le amministrazioni e di polizia per quanto riguarda le forze di polizia si mantiene una vigile attenzione anche a quei piccoli segnali che possono dare il sospetto che alcune di queste infiltrazioni stiano avvenendo, per cui mantenendo coordinate le attività di tutti questi soggetti credo che potremo fare un ottimo servizio per la collettività. Assessore, l'occasione di questa mattina però è servita anche per ricordare le vittime del Covid, al quale è stato dedicato un pensiero, le tante persone che sono morte, oltre 3.000 nella nostra regione, più di 100.000 in Italia, e anche i tanti che stanno contribuendo per cercare di fermare questa pandemia. Un pensiero doveroso anche a loro questo.
Sì, è una tragedia che speriamo veramente possa trovare una conclusione al più presto, sperando che la campagna vaccinale possa avere il giusto supporto delle dosi di vaccino necessarie per immunizzare la popolazione, perché altrimenti oltre alle vittime dovremo anche piangere le vittime economiche di una tragedia che non ha paragoni negli ultimi decenni della storia della nostra nazione. Da Pordenone ci spostiamo a Palmanova, dove questa mattina sono stati sottoscritti i protocolli tra Regione, le Università di Udine e Trieste, le aziende sanitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina, protocolli che servono per coinvolgere i medici specializzandi nella campagna di vaccinazione anti-Covid. Ha seguito la presentazione per noi Paola Treppo, che ha parlato con il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Sentiamo. Riparte dopo la sospensione della vaccinazione con AstraZeneca la vaccinazione in tutto il Friuli, un'accelerata importante adesso anche grazie a nuove forze in campo con gli specializzanti dell'università. Questo è un accordo molto importante perché consentirà alle aziende di avere a disposizione ulteriori forze e mi sia consentito anche di dire forze giovani, quindi credo che sia un segnale di fiducia, di speranza positiva rispetto al futuro. Io sono grato ai rettori delle due università che si sono adoperati affinché questo protocollo venisse perfezionato prima possibile. Ora le aziende faranno i bandi e ci aspettiamo dai ragazzi, dai futuri professionisti della salute, una risposta che, come vediamo e come li abbiamo ascoltati, sono sicuro che non mancherà. I tempi quali sono? Credo che sia una questione di giorni, credo che già nel pomeriggio domani le aziende sanitarie bandiranno questi atti e poi proseguiamo, noi stiamo cercando di mettere in campo tutta la capacità possibile di vaccinazione attraverso competenze, attraverso luoghi massivi come abbiamo visto anche nella giornata di ieri e quindi fiduciosi aspettiamo i vaccini che ancora ci vengono consegnati in maniera limitata. È un vero e proprio esercito, centinaia a Trieste e oltre 100 a Udine al momento. Sì, sono forze importanti, cioè tutto quello che noi riusciamo a aggiungere alla disponibilità di vaccinazione è utile, ci consente di arrivare in tutti i luoghi possibili. Gli over 80 hanno risposto in maniera importante, in maniera massiva. C'è l'aspetto di raggiungere a casa anche le persone, quindi noi speriamo anche con la medicina generale di riuscire insieme a fare questo lavoro. C'è questa partita aperta delle farmacie, c'è questo aspetto di opportunità sulla non esclusività degli infermieri che va insieme a loro capito come poter utilizzare. Ripeto, noi stiamo cercando di fare tutte le cose possibili. Devo dire che anche i dati ci danno ragione rispetto alla capacità vaccinale, io credo che questa sia l'unica vera risposta che noi abbiamo a disposizione e su questo dobbiamo correre. Abbiamo una percentuale delle persone vaccinate al momento in Friuli Venezia Giulia? Credo che complessivamente siamo tra il 9 e il 10%, in seconda dose siamo la terza regione con circa il 4,5%. I dati negli ultimi giorni paiono mostrare un miglioramento della curva dei contagi, ovvero un abbassamento dei contagi. Sì, la curva flat, però non dobbiamo illuderci, dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili, anche perché il nodo critico è la domanda ospedaliera. E per garantire una risposta ospedaliera adeguata noi sappiamo che ci sono dei giorni di distanza rispetto all'effetto della curva in relazione alla coerenza sulla domanda ospedaliera e quindi oggi la nostra prima attenzione è in quel punto, sapendo anche di avere una grande domanda di assistenza alle persone. Gli isolamenti superano le 15.000 unità, quindi siamo in un punto estremamente alto dell'epidemia e su questo dobbiamo continuare a lavorare per cercare di rifletterlo e ridurlo, dove ovviamente il tema delle vaccinazioni diventa strategico. Il Friuli occidentale? Sicuramente presenta un andamento della curva diversa, però le valutazioni che il governo fa sono regionali e quindi noi ci atteniamo a queste regole, non potremo fare altrimenti. Io credo anche che ci sia un momento ancora di sacrificio
perché più lo faremo insieme più saremo capaci di metterci alle spalle questa ulteriore fase. Ecco, si è parlato, se vuole rispondere, anche di questo macchinario a Udine e anche a Portogruaro che darebbe dei falsi positivi dei test. Ma la falsa positività è data da un'analisi di tampone diverso. Noi stiamo analizzando questa cosa, non ne verifichiamo al momento dati di questo tipo. Ricordo anche che il nostro lavoro sulla sorveglianza, che secondo me è anche motivo di dati come quelli che leggiamo, è determinato dal fatto che noi facciamo tantissimi tamponi. Quindi la nostra condizione è una condizione di realtà. Questo senza nulla togliere a nessuno la strategia relativa ai tamponi. Io penso che la fotografia del Friuli Venezia Giulia sia reale e noi su questo continueremo in questa politica. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco di nuovo in diretta con A Voi la Linea. Di nuovo in diretta con A Voi la Linea, abbiamo parlato prima della pubblicità, l'accordo che è stato sottoscritto questa mattina a Pordenone nella sede della Protezione Civile, che consentirà ai medici specializzandi delle università di Udine e di Trieste di scendere in campo, di mettersi a disposizione per la campagna vaccinale anti-Covid. Abbiamo sentito le parole del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Andiamo adesso a sentire i rettori dei due atenei e poi i diretti interessati, i medici specializzandi. Di Udine mette a disposizione i suoi specializzandi per questa campagna vaccinale che sta veramente accelerando. Sì, naturalmente è un momento importante, con la sigla di questo accordo darà modo anche ai nostri specializzandi di poter dare un loro contributo a questa importante campagna vaccinale che ormai deve accelerare ed è ineludibile. Naturalmente la partecipazione sarà su base volontaria, però teniamo presente che già un discreto numero di specializzandi al momento stanno offrendo la loro attività in maniera volontaria presso contact tracing, degenze e naturalmente anche sostituendo personale che è impegnato invece più direttamente nei reparti Covid. Quanti sono gli specializzandi che potenzialmente possono contribuire a questo, possono entrare in questo progetto? Beh, a regime dei nostri specializzandi sono 160 circa, quindi in realtà potrebbero entrare tutti. Naturalmente qual è la questione? Anche cercare ed è il motivo per cui l'università poi è direttamente anche coinvolta, cercare di conciliare quella che è la loro esigenza formativa che comunque devono assolvere e quindi tutte le attività che già prestano con la loro utilizzazione in ambito dei punti vaccinali. E credo che ci sarà anche molta attenzione in questo caso a collocarli in situazioni in cui queste due attività possano essere conciliate. Naturalmente da parte nostra massima disponibilità a favorire questo tipo di attività. I medici specializzanti sono in prima linea da un anno nella pandemia e anche in questa occasione hanno voluto dare il loro contributo fattivo e vedere riconosciuto anche il loro lavoro nell'ambito dell'emergenza, quindi è sicuramente la loro partecipazione alla campagna vaccinale è sicuramente fondamentale ed importante. Come ci si sente? Ma siamo contenti di essere stati coinvolti in questo modo e quindi penso che siamo tutti pronti a vaccinare e a dare il nostro contributo per poter terminare questa pandemia. Per noi è importante essere coinvolti in questa maniera ed è un segno, insomma, di vicinanza che ci stanno dando la Regione, l'Università e le direzioni generali. Che cosa avete fatto nella prima fase della pandemia? Abbiamo praticamente sopperito a tutto quello che c'era nell'ambito dell'emergenza, che poteva essere l'assistenza primaria nella fase emergenziale, così come quella che riguardava poi la gestione dei reparti. Su questa cosa qua all'inizio con tanta, diciamo, insicurezza, non si conosceva bene cosa stavamo combattendo, e invece adesso che sappiamo, abbiamo anche più mezzi e più risorse, siamo un pochino più consapevoli, siamo pronti, ecco, a dare questo contributo anche nella fase del piano vaccinale. La situazione
delicata in cui ci troviamo oggi era inimmaginabile da qualsiasi mio collega e qualsiasi professionista della sanità in Italia, ma anche in regione. È una situazione molto delicata. Noi oggi il protocollo firmato per i medici in formazione specialistica valorizza sicuramente il ruolo cruciale che anche noi abbiamo al pari e insieme a tutti i professionisti della sanità nella lotta alla pandemia. Noi siamo pronti comunque, nonostante tutto, a metterci in gioco, continuare a fornire il nostro contributo e dare il nostro supporto nella campagna vaccinale. Lo abbiamo raccontato nel nostro telegiornale, Amazon si ferma per un giorno per lo sciopero degli addetti agli hub e gli addetti alle consegne. Una manifestazione si svolgerà nel pomeriggio davanti al centro di smistamento Amazon che si trova nella destra a Tagliamento. Adesso invece ci colleghiamo in diretta con Tavagnacco. La nostra Isabella Gregorato si trova in prossimità del magazzino Amazon di Colugna. Buongiorno Isabella. Buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Mi trovo, come hai già anticipato tu, qui in via Colugna, davanti praticamente alla sede di Amazon. Qui oggi non si è fatto nulla perché si è concentrato esclusivamente sullo stabilimento di Pordenone, però non dobbiamo dimenticarci che anche qui lavorano delle persone, che quello di oggi è il primo sciopero in assoluto dei lavoratori appunto dell'Amazon. Con noi il segretario di Unione della CGIL Natalino Giacomini. Facciamo un commento a questo primo sciopero e parliamo delle condizioni proprio dei lavoratori. Era, come dire, predestinato ormai da come venivano avanti le discussioni, gli approfondimenti anche da parte delle organizzazioni sindacali, compresa anche la CGIL, su quelle che sono le condizioni che stanno subendo, mi permetto di dire questo, i lavoratori dell'Amazon. Un'azienda che ha raggiunto i vertici, ormai possiamo dire mondiali, del mercato e del commercio online, con l'arrivo delle merci o dei prodotti acquistati a casa. Ma dietro questa, come dire, performance, che sono sicuramente ai massimi livelli, si nascondono condizioni di lavoro medievali che si riferiscono all'orario, non c'è orario, che si riferiscono a stipendi medio-bassi, che si riferiscono a livelli di sfruttamento molto importanti, meglio tardi che mai. Ovviamente di fronte a un colosso come questo c'è voluto un po' di tempo per raggiungere, parlare con i lavoratori, fare in modo di scalfire quella diga che Amazon aveva fatto nel rapporto col sindacato, anzi con il non rapporto con il sindacato. Probabilmente la consapevolezza, la coscienza anche di questi lavoratori nel tentare di recuperare una dimensione di lavoro vivibile, qualitativo, vivibile, riconosciuto e qualificato. Ecco. Chiaramente tutti e tre i sindacati uniti, no? per manifestare la loro vicinanza ai lavoratori, CGIL e CISL. Assolutamente, normalmente si usa dire il sindacato è a fianco dei lavoratori, no, in questa partita lo siamo di più. Lo siamo di più perché per troppi anni non siamo riusciti a far emergere questa consapevolezza, ad avere un rapporto diretto con questi lavoratori. Oggi ce l'abbiamo fatta. Ad Amazon, in tutta Italia si sciopera, c'è una grande importante manifestazione a Pordenone. Ha ragione lei quando dice non è solo Pordenone, non è solo Udine, un po' in giro dappertutto ormai Amazon è presente. Noi dobbiamo avere la consapevolezza, la capacità di raggiungere tutte le sedi per poter parlare con tutti i lavoratori e per poter far emergere quella coscienza. Amazon potrà continuare a essere quell'azienda che è, ma deve riconoscere un livello di dignità e di lavoro che siano appropriati agli anni in cui viviamo, 2020. Appunto. Ecco, poi mi diceva un'occasione anche per riflettere sulla tipologia del lavoro in generale, perché oggi sono i lavoratori dell'Amazon, ma potrebbero essere un domani anche altri. Assolutamente sì. Il commercio, come si dice che viene veicolato attraverso le performance di internet, che si può acquistare da casa, non c'è solo Amazon, i rider,
quelli che consegnano. Cioè questo è ormai un fenomeno che sta dilagando, ma in questo allargamento di questo fenomeno, in questa consapevolezza ormai di realtà concreta, cosa si nasconde? Si nasconde appunto un'unica parola, sarà datata, sarà sindacalmente magari vecchia, ma è lo sfruttamento, e dietro questo sfruttamento ci sono giovani che si pagano l'università, ma non è per questo che hanno il dovere e il diritto di corrispondere ad un'unica via alle richieste che le imprese e i datori di lavoro o i direttori di questi stabilimenti impongono loro. Bene, ringraziamo il segretario della CGIL di Udine Natalino Giacomini e ringrazio Martina Beraldo per le riprese. Qui dalla sede di Colugna di Amazon è tutto, restituisco la linea allo studio, a te Alessandra. E allora rientriamo in studio per sentire anche le parole dell'azienda su questa vicenda. In Amazon rispettiamo il diritto di ogni individuo ad esprimere la propria posizione, l'impegno verso i nostri dipendenti e quelli dei fornitori di servizi di consegna è la nostra priorità assoluta. Questo dice la country manager di Amazon.it, Mariangela Marseglia, in un messaggio rivolto ai clienti di Amazon. E poi dice: i fatti sono che noi mettiamo al primo posto i nostri dipendenti, quelli dei fornitori terzi, offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno, inclusivo, con salari competitivi tra i più alti del settore, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. Usiamo le più avanzate tecnologie, le mettiamo al servizio dei nostri lavoratori e fornitori per migliorare la sicurezza sul lavoro e semplificarlo. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di giornata, arrivederci.